il Veneto la curva dei contagi si sta raffreddando, conferma Zaia. Ora necessario rivedere le regole per casi e quarantene positivi. Anche i due vertici della sanità, Flore e Lanzarin. Intanto la regione punta a copertura vaccinale al 90%. Studio sull'efficacia dei vaccini condotto dal Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica pubblicato. Chi non è vaccinato rischia 12 volte in più di morire a causa del Covid. Dopo la missiva con proiettili, la professoressa Viola, nuove pesanti minacce Novax al numero 1 di Veneto di AIFA, Giorgio Palù, coro di solidarietà delle istituzioni. Continuano le indagini sulla morte della 23enne influencer italo-brasiliana trovata priva di vita all'interno di un condominio popolare di Vicenza. Mezzo quintale di cocaina sequestrata, oltre a 400.000 euro in contanti, il bilancio di un'operazione della polizia di Rovigo che ha portato all'arresto di 3 persone. Roberto Marcato difende il sindaco leghista di Noventa Padovana intervenuto sulla candidatura del Carroccio per Padova contro Peghin e a favore proprio di Marcato l'assessore serve cautela, un caso che sta scuotendo il partito. Continuano a migliorare le condizioni di Red Canzian, ricoverato a Treviso per una grave infezione al cuore, l'ex bassista dei Pooh trasferito in cardiologia. Verso le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina, nel bellunese parte la sfida più ambiziosa, rendere accessibili le nostre montagne a tutti. Oggi il punto con la ministra Erika Stefani. Ritrovati, buonasera con l'informazione del Veneto. Partiamo subito con il sondaggio di Ring di questa sera. Il tema è quello dell'elezione del Presidente della Repubblica. Allora la domanda che vi poniamo è la seguente. Il centrodestra Berlusconi al Quirinale, giusto? La risposta affermativa con uno 0422 16 26 691, se invece la vostra risposta è negativa, no, non è giusto, 0422 16 26 690, questa sera a Ring l'esito del sondaggio. Ed ora siamo al Covid con la conferenza stampa convocata oggi dal Presidente Zaia. Si punta in Veneto ad una copertura vaccinale al 90% per metà febbraio, ma intanto pare che la curva si stia raffreddando, dunque è davvero una settimana cruciale, così l'ha definita Zaia, questa per il Veneto. Questa settimana è cruciale, è centrale, non lo è solo per il Quirinale, lo è anche per il virus che a noi qui in Veneto insomma ci interessa tanto. Guardate che non possiamo pensare di mandare in isolamento metà Veneto. Settimana cruciale questa, ma non solo per il Veneto. Entro poche ore potrebbe essere inviata alle regioni una nuova circolare che accoglie i cambiamenti che in sostanza sono stati proposti proprio dal Veneto al governo. Tra le note principali la proposta di modificare la definizione di caso, di sdoganare i tamponi fai da te e di modificare ancora la misura dei tamponi a fine quarantena con quelli di prima generazione delle farmacie. In una parola, semplificazione. È innegabile che lo scenario sia cambiato radicalmente perché è una variante radicalmente nuova, ma anche perché abbiamo i vaccinati e quindi è fondamentale cambiare anche la strategia. Ma settimana cruciale anche perché la curva del contagio sembra essersi stabilizzata. Sembra ci sia una fase di plateau, cioè che la curva comunque si sia raffreddata e si sia appiattita. I dati che ad oggi collocano il Veneto con una percentuale di occupazione della terapia intensive del 20%, dei posti in area medica del 25% e danno a 6.381 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Le terapie intensive si stanno stabilizzando sui 200 letti occupati. Il numero dei contagi continua a crescere, sono positivi anche il direttore generale della Sanità Veneta Luciano Flor e l'assessore alla Sanità Manuela Lanzarin, entrambi asintomatici come moltissimi altri veneti. È pur vero che la mole, e questo ve lo voglio sottolineare, di asintomatici ci induce a fare delle riflessioni che prima sarebbe stato impossibile e inadeguato farle. Se è vero che non basta essere positivo per essere contagioso, come sta cercando di provare la comunità scientifica in queste ore, è anche vero che la mole dei contagiati sta rischiando di paralizzare scuola, famiglie e attività. In Veneto la copertura vaccinale intanto raggiunge numeri da record, 88,6%. L'obiettivo del 90% lo raggiungiamo. Confermati in tutto il Veneto gli open day nel weekend per le vaccinazioni pediatriche. 5 e 11 siamo già a 1 su 3 vaccinati. Siamo al 27%, quasi 1 su 3. L'obiettivo resta dunque ora quello di agire sul calcolo dei dati e di convincere il governo a cambiare le regole per la definizione dei casi e la gestione delle quarantene.
E poi c'è lo studio sull'efficacia dei vaccini che è stato presentato oggi nella medesima conferenza stampa ed è già stato pubblicato. Vediamo che cosa è emerso. Per l'ospedalizzazione complessivamente un 12 volte in più per il non vaccinato, che può arrivare fino a 40 volte per la mortalità quando abbiamo un'età molto avanzata. Quindi sono valori di rischio che in ambito epidemiologico sono molto ma molto importanti. Quanto è efficace il vaccino, misurato per età e per genere, quanto la positività può essere persistente a fronte di una copertura vaccinale o meno, quanto dura la degenza in base allo stato vaccinale, sono domande a cui ha risposto uno studio già pubblicato e coordinato dalla responsabile del servizio prevenzione regionale, la dottoressa Francesca Russo, e da Vincenzo Baldo, responsabile del servizio igiene e sanità pubblica dell'Università di Padova. L'altro dato rilevante è che abbiamo potuto vedere come sia la durata della positività per un soggetto vaccinato rispetto a un non vaccinato, sia la durata della degenza in ospedale per un vaccinato rispetto a un non vaccinato ha una riduzione in termini temporali di circa 5-6 giorni. 2.200.000 le persone testate. Il periodo di analisi risale a quando in Veneto il 70% della popolazione aveva ricevuto almeno la prima dose di vaccino. Importante, conclude il gruppo di studio, il completamento del ciclo con la dose booster, e alla domanda sulla necessità della quarta dose Baldo così risponde. Saranno i dati a dirci quello che dovremmo fare, aspettiamo i dati anche da Israele che hanno iniziato con la quarta dose, però è insostenibile dal punto di vista ovviamente di sanità pubblica poter gestire un numero di dosi così elevate ogni 4 mesi, sarebbe veramente impossibile. Nuove minacce Novax ad uno scienziato, questa volta il presidente di AIFA nel mirino, Giorgio Palù, unanime la condanna di fronte a questo tipo di minacce. Le indagini dei carabinieri, sulle quali è calato il massimo riservo, lo stesso diretto interessato che sul caso non rilascia alcuna dichiarazione. Dopo l'immunologa Antonella Viola è il presidente dell'AIFA Giorgio Palù, docente alla facoltà di medicina dell'Università di Padova, a finire questa volta nel mirino degli estremisti Novax. Una lettera di minacce indirizzata a lui è stata recapitata all'Istituto di Medicina Molecolare. La busta non affrancata conteneva una lettera scritta a mano da un anonimo che è stata poi consegnata e posta sotto sequestro dai carabinieri, che hanno predisposto un'attenta sorveglianza anche dell'abitazione di Palù nel Trevigiano. Episodio che ha suscitato un'ondata di solidarietà nei confronti di Palù, a cominciare dal presidente del Veneto Luca Zaia. Ancora minacce e attacchi di violenza verbale non possono essere giustificati da nulla, tantomeno dal voler contestare il lavoro di uno scienziato autorevole e impegnato in prima linea nella strategia di lotta contro il Covid, come il professor Palù scrive: esprimo al professore la totale vicinanza mia e dei veneti. La solidarietà è totale nei confronti del professor Palù, che tra l'altro sta dando davvero un contributo importantissimo per far uscire la nostra comunità da questa situazione pandemica davvero che sta creando dei disagi enormi, e quindi la solidarietà è totale. Ovviamente la solidarietà è nei confronti di tutti coloro che subiscono minacce e violenza di ogni genere. Parole di condanna per le minacce a Palù arrivano anche dal sindaco di Padova Sergio Giordani, che parla di follia Novax. Non dobbiamo consentire a chi cova questi deliranti propositi, prosegue Giordani, di avvelenare il clima in una situazione già di per sé molto difficile. Stessa posizione da parte del ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, che condanna questi atti che comunque non fermeranno, aggiunge, il lavoro degli scienziati. Purtroppo questi episodi ormai sono all'ordine del giorno, come se minacciare coloro che sostengono la bontà dei vaccini possa essere la soluzione. Ecco, io credo che invece sia qualcosa di vergognoso, e spero che le forze dell'ordine riescano a risalire i responsabili di queste e di tutte le altre minacce, perché è ora di dire basta. Ci sono una mail e un numero verde da poter contattare per informazioni. Stiamo parlando dell'attacco hacker che ha colpito il sistema informatico dell'ULSS 6 Eugania. Sono state pubblicate le prime 9.000 posizioni. Abbiamo sentito il direttore Fortuna. 9.346 dati, 51 cartelle online sul dark web dalle 23:20 di sabato. La minaccia è diventata realtà e si tratta solo della prima tranche. Dovevano spostare di 3 giorni l'ultimatum fissato per le 16:44 di sabato 15 gennaio. I pirati che dal 3 dicembre tengono sotto scacco l'ULSS 6 Euganea. Poco meno di 7 ore dopo, invece, sul dark web sono comparsi i primi 9.000 file.
Sabato sera i delinquenti informatici hanno attuato il loro piano criminale pubblicando i file rubati a questa azienda e quindi la loro posizione con questa pubblicazione si è sicuramente molto aggravata. Le informazioni copiate e pubblicate dai malviventi sono per lo più documenti di carattere amministrativo e gestionale come procedure, verbali, regolamenti e disposizioni interne, ma ci sono file con dati personali e sanitari riguardanti l'ospedale di Schiavonia. Dall'ULSS 6 rassicurano i pazienti e nell'ottica della massima trasparenza hanno messo a disposizione un numero verde dedicato 800 184 779 e la mail rpd@ulss6.veneto.it, ma assicurano che tutti gli utenti coinvolti nella vicenda verranno contattati direttamente. Questa azienda è rimasta comunque in possesso del 100% delle informazioni già da subito ed è proprio per questo motivo che già da subito è riuscita con gradualità e con la massima prudenza che ovviamente il caso richiede ripristinare tutta l'infrastruttura informatica e quindi riattivare in progressione appunto i servizi. Intanto le lancette dell'orologio girano e l'ultimatum posticipato è pronto a scadere nella giornata di martedì. Siamo alla cronaca, andiamo a Vicenza dove è stata trovata priva di vita una 23enne influencer italo-brasiliana in un condominio di edilizia popolare. Vediamo il servizio. Sono ore di attesa per i familiari di Vanessa Bruno, la giovane influencer italo-brasiliana residente a Vicenza e trovata priva di vita all'interno di un appartamento di questo condominio popolare di via Stichello, prima periferia della città berica. L'autopsia sul corpo della giovane è stata eseguita nelle scorse ore, così come tutti gli esami tossicologici, e si attendono gli esiti. La procura ha aperto un fascicolo, al momento non risultano indagati e solo i risultati dell'esame autoptico richiesto dal pubblico ministero potranno chiarire le cause del decesso della 23enne, originaria di Caserta ma da tempo residente a Vicenza. La morte risale allo scorso 8 gennaio, ma la notizia è trapelata solo domenica 16 gennaio dopo un tam tam di voci sui social network. Vanessa Bruno è stata trovata morta nell'appartamento di Roberto Ferronato, un uomo noto alle forze dell'ordine per alcune vicende di spaccio di droga. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza avrebbe trascorso le sue ultime ore mangiando una pizza insieme all'uomo e un altro amico, poi si sarebbe fermata a dormire sul divano del salotto. L'allarme è stato dato solo nel tardo pomeriggio del giorno seguente. Il padrone di casa infatti era convinto che la ragazza stesse ancora dormendo, ma dopo averla chiamata più volte si è accorto che era morta. Il suo arrivato in viale a Stichello non ha potuto far altro che accertare il decesso. Da un primo esame sul corpo non c'erano ferite o segni di violenza. Vanessa potrebbe essere morta per un arresto cardiocircolatorio, ma si attendono gli esiti degli esami tossicologici. Per gli inquirenti, che stanno mantenendo il più stretto riservo, tutte le piste sono aperte. Ed ora andiamo a Rovigo con una maxi operazione della polizia che ha sequestrato, pensate, mezzo quintale di cocaina e 400.000 euro in contanti. Vediamo i dettagli. La cocaina viaggiava tra Emilia-Romagna e Veneto, abilmente nascosta nel vano porta oggetti e addirittura in fondi ricavati nei fanali posteriori dell'auto. Nel corso del blitz compiuto venerdì scorso a Bosaro, la squadra mobile di Rovigo ha sequestrato 2 involucri con all'interno 1 chilo ciascuno di droga, una piccola quantità di marijuana, 17.000 euro in contanti. Un'operazione nata dal controllo di un'auto sospetta, seguita per alcuni chilometri dai poliziotti e poi bloccata nei pressi di un garage nel comune polesano. Immediato l'arresto per le 2 persone a bordo, entrambi cittadini albanesi, ma la vera sorpresa è arrivata dalla perquisizione nella loro abitazione a Reggio Emilia. Qui gli agenti hanno sequestrato altri 39 panetti di cocaina per un totale di oltre 43 kg, oltre a 390.000 euro in contanti, in banconote da 50 e 100 euro. Oltre ai 2 albanesi, arrestata anche la compagna di uno dei 2, una donna di origine moldava. È una banda che operava con quantitativi ingenti di sostanze stupefacenti e anche la dimostrazione del denaro che è stato sequestrato, quasi 400.000 euro, e la dimostrazione che avevano un giro notevole di affari. Quello individuato a Reggio Emilia è una sorta di hub interregionale dello spaccio di cocaina. Le indagini continuano per capire a chi fosse destinata la droga.
Politica, il caso di Marcello Bano scuote la Lega. Il sindaco di Noventa Padovana ha preso posizione contro la possibile candidatura a sindaco di Padova di Francesco Peghin, proponendo invece Roberto Marcato, e dunque ora rischia l'espulsione dal partito. Il candidato migliore in questo momento, tra la brutta coppia di Giordani e Roberto Marcato, ma è una cosa talmente naturale. È alla guida di una sorta di fronda interna fatta di consiglieri regionali, sindaci e consiglieri comunali, il sindaco leghista di Noventa Padovana, Marcello Bano. Francesco Peghin, candidato sindaco di Padova del centrodestra, non piace. Vorrebbero un candidato di peso come l'assessore regionale, il bulldog Roberto Marcato. Ringrazio Marcello Bano per la stima e i tanti amministratori che soprattutto in questo ultimo anno mi hanno chiesto a gran forza di candidarmi, anche molti consiglieri comunali, di candidarmi a Padova. Detto questo, la scelta ovviamente spetta al partito. Io l'ho letto dai giornali che il candidato per Padova sarebbe Francesco Peghin. Se questa sia la scelta definitiva del partito, ripeto, non lo so, ce lo diranno, anche perché, ecco, l'unica cosa che mi permetto di sottolineare è che i tempi stringono. Amministrative dietro l'angolo per l'assessore regionale Marcato, che di campagne elettorali ne ha fatte tante, compresa l'unica vincente per la Lega con Massimo Bitonci, eletto sindaco nel 2014, e quella, sempre con Bitonci, candidato però sconfitto nel 2017. Politico di lungo corso e leghista militante, Marcato invita i vertici del suo partito a raffreddare gli animi e di espulsioni come quelle minacciate nei confronti di Marcello Bano non vuole sentire parlare. Insomma, Bano ha fatto un'impresa storica, quindi insomma, credo che serva un po' di cautela anche su questo. Mi rendo conto che lui forse ha usato toni che non si devono usare, io me ne rendo conto perfettamente, però insomma bisogna anche saper sintetizzare le diverse sensibilità e a volte anche le interperanze dei militanti, perché il nostro è un partito sanguigno, di territorio, di grande passione. Restiamo in casa Lega San Martino di Lupari. Dopo la mozione di sfiducia di 9 consiglieri, il sindaco si dimette. Oggi ho presentato le dimissioni, sì. Dopo la sfiducia da parte di 9 consiglieri comunali e le dimissioni di parte della giunta, il sindaco di San Martino di Lupari, Corrado Bortot, prende la situazione in mano e decide di rassegnare le proprie dimissioni. Ora l'attesa è di 20 giorni in cui il sindaco potrà ritirarle. Poi toccherà ad un commissario, il secondo in 3 anni, guidare l'amministrazione verso nuove elezioni. Il rischio ora è che si perdano molti soldi, soprattutto quelli del PNRR. I progetti del PNRR che stanno valutando gli altri sindaci del territorio assieme con i parlamentari sono urgentissimi e sono finalizzati a portare risorse che vadano a sanare il danno combinato dalla pandemia, e San Martino di Lupari non potrà farcela perché non c'è un sindaco che può lavorare con questi altri colleghi per portare a casa questi soldi. Inoltre tanto lavoro era stato fatto per l'edilizia privata e c'erano oneri importanti, più di €500.000, €600.000 che dovevano entrare a breve, e ovviamente anche questo sarà tutto bloccato. Sul suo futuro il sindaco Bortot non si esprime, ci confessa di essere andato a cavallo questo fine settimana dopo mesi di impegni quotidiani che l'hanno obbligato a scendere dalla sella. Il suo messaggio per il domani è largo ai giovani. Dopo tanto aspettare, i miei mi hanno detto che diventerò nonno, quindi quello è l'essenziale per me in questo momento qua. La politica, secondo me, guardate, si perde tanto la passione quando succede questa roba qua, ma si perde tanto la passione. E poi uno dice, ma chi me lo fa fare? E poi direi anche largo ai giovani. Largo ai giovani. Faccio 62 anni tra un mese, mi sento un pochettino, come dire, ma mettiti da parte, largo ai giovani. Andiamo in pubblicità, tra poco.
Ben ritrovati, ripartiamo da Red Canzian. Migliorano le sue condizioni dopo l'infezione al cuore e allora sentiamo il messaggio di affetto dell'amico e compagno da una vita nella musica Roby Facchinetti. Ciao caro Red, questo mio messaggio per farti sentire la mia vicinanza in questo tuo momento sicuramente non facile. Un messaggio accorato per l'amico di sempre. Roby Facchinetti, storico tastierista e cantante dei Pooh, si rivolge a Red Canzian, ricoverato all'ospedale per una grave infezione che lo ha colpito nei giorni scorsi. A darne notizia era stato l'altra sera lo stesso Canzian, attraverso un audio diffuso al Teatro Metropolitano Astra di San Donà, dove è andata in scena l'anteprima del suo Casanova opera pop, il musical al quale l'artista lavora da anni. Facchinetti si fa portavoce dei tantissimi messaggi di affetto ricevuti in queste ore. Sai, sto ricevendo veramente tante telefonate e messaggi di amici che mi chiedono di te e ti vogliono salutare con tanto affetto. Mi raccomando Red, tira fuori tutte le tue energie, anche quelle nascoste, perché tu possa ritornare molto presto alla tua meravigliosa vita di sempre. Le condizioni di Red Canzian intanto stanno migliorando, ha lasciato la terapia intensiva del Cafoncello ed è ora ricoverato in area non critica, ma la riabilitazione lo terrà ancora per un po' lontano dal pubblico e dal teatro. Fratellone, ti abbraccio, ti voglio bene. A prestissimo. Verso le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina, da Belluno parte la sfida più ambiziosa, ovvero quella di rendere più accessibili le nostre montagne. Rendere accessibile la montagna per godere delle sue bellezze senza barriere, la sfida olimpica lanciata lo scorso ottobre a Longarone Fiera in vista dei Giochi 2026 non è caduta nel vuoto, soprattutto sull'onda delle Paralimpiadi di Tokyo che hanno acceso potenti riflettori sul mondo della disabilità. L'accessibilità non dovrebbe essere un problema, invece lo è in molti ambiti della quotidianità e lo è ancora di più se guardiamo alle barriere architettoniche, spiega la Ministra per le Disabilità Erika Stefani, oggi a Belluno, ospite della tavola rotonda organizzata da Confartigianato sul tema sfide accessibili verso Olimpiadi e Paralimpiadi. Il turismo accessibile non significa solo avere una passerella per permettere a una persona con disabilità magari di accedere alla spiaggia, di andare e di poter poi andare al mare. Il settore turistico ha un rilievo economico enorme, muove milioni di persone, non solo con disabilità ma anche anziani e famiglie. La Ministra Stefani annuncia le strategie elaborate assieme al collega al turismo Garavaglia. Abbiamo sia stanziato ancora sul decreto sostegni un fondo che sarà ripartito tra l'altro a brevissimo alle regioni per il turismo accessibile, ma abbiamo previsto ulteriori fondi proprio adesso nella legge di bilancio insieme proprio con il Ministro Garavaglia proprio per dare una risposta a questa grandissima esigenza. Per l'evento del 2026 le sinergie sono già in campo e le imprese sono in prima fila. Una grande possibilità per le nostre imprese sia per crescere dal punto di vista culturale sia dal punto di vista professionale. A patto che l'accessibilità sia intesa non come un privilegio per pochi. Sicuramente l'impegno, sfruttando il grande traino di questi eventi, non può che essere unire le sinergie, comprendere le problematiche per creare veramente una provincia fruibile per tutti. Olimpiadi e Paralimpiadi, palcoscenico e occasione unica per il bellunese, la chiosa dell'assessore regionale Bottacin. Credo che questa sia un'opportunità di sviluppo di tutto il territorio che non ha uguali e quindi dobbiamo coglierla al massimo, dobbiamo spingere alla massima velocità. Stiamo abusando troppo del termine slow, invece bisogna dare un'accelerata e credo che l'opportunità di crescita sia per tutti. Allora, stasera torna Ring Parterre di ospiti molto ricco, si parte da Alberto Villanova, Lega, Arturo Lorenzoni, speaker dell'opposizione Regione Veneto, Marco Bonet, giornalista del Corriere del Veneto, poi Paolo Noventa, fratello di Isabella Noventa, Valentina Visentin, giornalista del gruppo Media Nord-Est e Andrea Martella, segretario del Partito Democratico del Veneto. Non perdete dunque questa puntata. Noi abbiamo terminato, grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci. Bentrovati al meteo. L'anticiclone delle Azzorre domina ancora la scena sull'Italia, abbracciando anche il nostro territorio, dove la giornata di martedì 18 gennaio sarà decisamente buona. Vediamo insieme il dettaglio.
Sul Veneto sarà asciutto e senza piogge, con un ampio soleggiamento e cielo al massimo poco nuvoloso in montagna. In pianura presenza di nubi basse, foschie e nebbie al mattino, ma via via in sollevamento. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime sotto zero ovunque, 0 gradi a Venezia, massime sui 6-9 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove non cambia lo scenario. Sarà una splendida giornata all'insegna del sole, come vediamo. Il cielo sarà limpido o velato un po' su tutte le province. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime sugli 8-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato, solo con qualche nube al mattino, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno a -2, -1 grado, massime sui 9 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.